perché pie che portiamo in pensione, lo portuese, magari che successe lo francese, non si scappava. E a noi uomini mi trovavo in pensione e mi sono a San Ginese, a San Louis. E qui non trovavam qualcosa della montagna o di tutte le quenche, che non potevano entrare a parlare portoghese, vi può dire che erano rusesi. Ma lo sorvegliente non ghiattava talmente che cambiavano piccoli gruppi e che non fissavano gli usuali, non dispersavano. E comprendeva tre bien che abbiamo parlato lo portoghese. E quello era talmente difenduto che di usare tutte le linee che non donavano per non punire perché abbiamo parlato portoghese. E mi sono che io avevo un mestre che in coppa aveva trovato un sistema per non far evitare e per non far mosciardare l'un l'altro di una maniera indiretta per quelli che parlavano il portoghese. Guarda che qua consistava. Lo primo che pur che che parlava portoghese aveva fatto un mussi di bois, un genere di piccolo chilo, un po' di suonato, una fisella, e lo pingiava al cuore. E gli diceva che se volesse prendere trovare un altro che parlava portoghese per ripingiare la fisella me lo mussi di bois. E di uno all'altro continuava. E quando arrivava l'usates, aquel che aveva ancora lo mussi di bois me la fisella al tour del cuore o la mappa o in porto, portava la punizione di tutti gli altri. E voi potete dire che quella è una maniera vuol dire viziosa, perché bien souvent quando aveva il mussi di bois al tour del cuore, vi tardava di trovare un altro portoghese per lo rimettere. Questo è che voi potete dire.